Sul Gazzettino di Belluno evidenziamo oggi l'articolo, l'approfondimento di pagina 3, Rebus trasporti per i giochi olimpici che si svolgeranno tra meno di un anno, Olimpiadi e scuole chiuse, recupero sulle vacanze, presidi riuniti per decidere, obiettivo non perdere le lezioni dal 6 al 22 febbraio. Tra le ipotesi c'è anche quella di iniziare prima l'anno scolastico e limare i tre ponti di primavera, cioè grattando un po', togliendo via giorni dai classici periodi di vacanza per spostare la vacanza nei giorni dei giochi. Leggiamo qualcosa da qui, da Giovanni Santin. Tra un attimo volevo farvi vedere che sul Corriere delle Alpi l'apertura è sullo schiaffo al terzo mandato, si parla della possibilità di votare ancora una volta Zaia come presidente della regione, ma è arrivato uno stop su una legge della Campania e questo pronunciamento della Corte Costituzionale di fatto bloccando De Luca blocca anche Zaia e Zaia replica dicendo che è un problema politico, che è uno schiaffo politico, schiaffo mi pare che usi questa espressione, schiaffo al terzo mandato è il titolone, appunto, bocciata la legge Campana, indirizzo valido per tutte le regioni ordinarie. Zaia dice che è un sistema ipocrita. Zaia dovrebbe fare i conti col fatto che questo sistema, è proprio il sistema di questa maggioranza di cui lui stesso fa parte. Quante volte abbiamo così rimarcato anche dalla nostra rassegna stampa che è veramente stucchevole perfino vedere che anche all'interno delle maggioranze politiche c'è chi si pone come se fosse all'opposizione. Salvini in questo mi spiace tanto, in tutti questi anni è stato sempre un esperto. Salvini sembra sempre che sia all'opposizione, no? Credo che nella maggioranza ci sia un grande desiderio di ridimensionare Salvini, visto il peso molto relativo ormai della Lega. Zaia è invece, rispetto a Salvini, sicuramente molto di più un uomo di governo. Il Fratelli d'Italia non nasconde di avere mire sulla presidenza della regione per il prossimo mandato. Togliere di mezzo Zaia sarebbe anche un atto politico non da poco per liberare il campo a un presidente di Fratelli d'Italia. Ma insomma sono discorsi che si fanno, sono ragionamenti che si fanno di tipo ma neanche politico, insomma, di architetture, insomma, partitiche. Ecco, insomma, noi cittadini vorremmo ben altro, no? Mi consentite questo. In prima pagina sul Corriere la foto di un impianto da sci di spostamento, spese lievitate per la cortina Skyline, che è l'impianto che porta praticamente a Baidedones, che connette il Falzarego con Cortina in sostanza. L'azienda specializzata che l'ha costruita ricorre al TAR. Leitner, che è un colosso delle funivie altoatesino, chiede 700.000 euro a Simico e alla provincia. La cortina Skyline è la cabinovia, dice la didascalia, che collega il comprensorio delle Tofane alle 5 torri. I presidi delle Olimpiadi, anche qui, pagina 20 l'approfondimento, scuole chiuse o aperte? La scelta è solo nostra, dicono i presidi. Insomma, non lo so, non credo che le cose stiano proprio così. Reddito su tagliate 2.800 esenzioni dal ticket, e questo riguarda la sanità bellunese, vedete il titolone anche sulle locandine riferito a questo fatto. E per quanto riguarda il Corriere, basti per oggi, vi ho detto che cosa c'è in prima pagina. Vabbè, ovviamente sotto la testata non può che esserci il riferimento all'incredibile e direi farsesco dietrofront di Trump. Io non riesco a capire veramente adesso. Si capisce che il vero nemico della manovra dei dazi, il primo nemico è la Cina, ma questo dietrofront clamoroso che gli analisti dicono dovuto al fatto che adesso in America si sono resi conto che c'è la fuga dal dollaro e la probabile fuga dall'investimento in titoli di Stato degli Stati Uniti, e la Cina tra l'altro ne ha pochissimi, per quello Trump va avanti tranquillo contro la Cina. Sa benissimo che se anche la Cina non rinnovasse l'acquisto dei titoli di Stato americani, che mi pare che pesino per il 2%, insomma, vabbè, l'America può trovare acquirenti altrove, però in questo momento c'era il rischio della fuga dai titoli americani anche delle altre nazioni, e quindi insomma probabilmente i consiglieri più vicini a Trump saranno riusciti a farlo ragionare.
lui la presenta come una pausa di 90 giorni, soddisfatto che ben 75 paesi, sapete l'espressione, tocca dirla, sono andati a leccargli il culo, questo ha detto. Ecco, cioè, è incredibile che anche da qui, da questa tranquilla nostra rassegna stampa, siamo costretti a evidenziare la farsa, la volgarità dello Stato che si propone come lo Stato di riferimento per la democrazia nel mondo. E insomma non è una bella cosa. Fatto sta che le borse stanno rimbalzando, vediamo oggi Milano, probabilmente rimbalzerà anche Milano, cioè avrà dei buoni risultati. C'è chi si chiede, ieri Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera si chiedeva, ma non è che c'è qualcuno che ci guadagna? Perché se qualcuno sapeva che Trump avrebbe poi, quelli della sua cerchia in primo luogo, insomma, fatto quest'uscita sulla sospensione dei dazi, è chiaro che chi ha comprato in borsa ieri, prima dell'annuncio di Trump, poi ha visto schizzare in su i propri titoli guadagnandoci tantissimissimissimi soldi. Insomma, il dubbio deve venire, perché la spregiudicatezza di queste persone, ricordiamo la mossa di Bitcoin lanciata da Trump appena saputo della sua rielezione, insomma, che alla fine ci ha guadagnato solo lui, insomma, siamo di fronte a questo, insomma, rendiamoci conto, ecco. Allora, questo purtroppo sulle questioni internazionali, e chiaramente, insomma, io vi butto lì una mia lettura, poi siamo padroni tutti di pensarla a proprio modo e anche di discuterne. Ci sono i commenti, è possibile lasciare dei commenti sotto le nostre rassegne stampa, quindi fatelo pure, siamo ben contenti di leggerli. Ecco, volevo presentarvi però anche oggi l'amico del popolo, oggi vi arriva nelle case e lo trovate in edicola. Abbiamo fatto, credo, un approfondimento importante parlando con Sandro Cinquetti, che è il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti. E c'è un dato che non torna, e non torna a nostro vantaggio di Bellunesi, un dato incredibile. Nel triennio del Covid c'è stato l'8% di morti in più rispetto al triennio precedente il Covid. Parliamo di morti di tutte le cause, compresi gli incidenti stradali, voglio dire. I morti sono aumentati dell'8% in più. Perché? Logico, perché solo il Covid ha ammazzato purtroppo sul nostro territorio 951 persone. Però, attenzione, nello stesso triennio nel Veneto la media, l'aumento dei decessi nel triennio del Covid è stato del 13% rispetto al triennio precedente, 5 punti in più rispetto a Belluno. Perché così tanti morti in più nel resto del Veneto rispetto a Belluno? E se Belluno avesse avuto il 13% in più, quanti morti in più avrebbe avuto? Sono tantissimi. Sarebbero stati 388, cioè quasi 400 morti in più se anche a Belluno ci fosse stata la media di incremento che il Veneto ha avuto. A questo punto, questo dato, pur avendo pianto noi moltissime persone, quasi 1000 persone, sappiamo che in qualche modo abbiamo risparmiato, tra virgolette, 400 vite umane. Perché? Cos'è che qui da noi ha funzionato meglio che nel resto del Veneto? Tante cose, il fatto che siamo pochi, probabilmente la sanità è riuscita a gestire meglio, a non mollare mai, a stare attentissima sul piano della prevenzione. Dobbiamo dire un bravo proprio a tutti quelli che si sono adoperati nel Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 e a tutto il volontariato che ha supportato, ma secondo Cinquetti un effetto determinante l'ha avuto la nostra rete sociale forte, la rete sociale forte della nostra provincia. C'è prossimità, c'è fratellanza. Da noi siamo dispersi nelle valli, eccetera, però scatta una solidarietà, una vicinanza umana che nelle città è più difficile da realizzare. Probabilmente questo fatto ha avuto un peso, è un dato estremamente importante. Sull'amico del popolo, sempre di oggi, vi proponiamo anche un'intervista a Sonia Anelli, nuova direttrice del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che spiega un po' quali saranno le prime tappe del suo mandato, al via il potenziamento del museo naturalistico e presto il nuovo piano, parliamo del parco, no? Bentornato Castoro, anche qui l'articolo in sintesi che vi è piaciuto molto sul web, e in taglio basso la pecora alpagota frugale, pensata dal creatore
per vivere in cima ai monti, anche qui una rubrica che trovate online dell'Amico del Popolo. In prima pagina abbiamo messo appunto la notizia del nuovo piano, i 400 morti in meno che probabilmente abbiamo avuto in provincia di Belluno, incredibile, e poi una riflessione a firma del direttore sulla strada alle Tre Cime, insomma questa strada che è intasatissima di auto, e un articolo di 70 anni fa di Dino Buzzati prefigurava uno scenario nel 1952, uno scenario così insomma un po' apocalittico, però non lontano da quello che si sta verificando oggi, ed è così insomma colpisce insomma dritto un po' alla nostra coscienza quello che Buzzati scriveva tantissimi anni fa. Sul Gazzettino vi dicevo, sulle scuole, no? Iniziare il 1° settembre metterebbe in difficoltà le scuole, anche perché gli organici non sono ancora coperti da tutti i docenti a tempo indeterminato che vengono nominati molto più tardi, addirittura a novembre, ma per le scuole superiori sarebbe difficile anche prolungare la scuola oltre il 6 giugno perché incombono gli esami di Stato. Ecco qua, no? Questi sono un po' i paletti che all'inizio e alla fine del periodo scolastico rendono difficile immaginare un prolungamento della scuola per recuperare i giorni persi durante le Olimpiadi o un'anticipazione, no? Ed è per questo che si sta ragionando sulla possibilità, come si diceva, di limare le ferie tradizionali invece che ci sono durante l'anno, insomma. Il periodo delle Olimpiadi sarà dal 6 al 22 febbraio, si ragiona quindi su Pasqua, si ragiona sul saltare i ponti di Carnevale del 1° maggio, per vedere di raggranellare qualche giorno in modo da evitare di perderne troppi sul fronte delle elezioni. Ecco, io con questo mi fermo qui, anzi mi fermo mostrandovi la prima del Gazzettino di Belluno di oggi, eccola qua, dove si dice tra l'altro che la Dolomiti Bellunesi, squadra di calcio in vista della C, probabilmente faremo il salto, allarga la platea dei soci, cerca di tirar su soldi, aumento di capitale di 300.000 euro. Ecco, con questa prima pagina vi lascio, vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per aver seguito la rassegna stampa condotta da noi dell'Amico del Popolo. Oggi è giovedì 10 aprile, mi raccomando comprate questi giornali, anche l'Amico del Popolo, che oggi ricevete a casa, ma trovate anche in edicola. Un abbraccio, grazie, un abbraccio da Luigi Guglielmi, ciao.